1.596 € all'anno a famiglia. Ecco quanto pagano di media di bolletta i veneti. La stima è stata fatta da un noto portale internet che ha comparato, dopo l'avvento delle liberalizzazioni del mercato, le tariffe e i relativi consumi in Italia. Ebbene, il Veneto risulta essere tra le 5 regioni più care del paese e non ci vuole molto a trovare riscontro di questo dato a Bassano. Sono carissime ed aumentano e sono soprattutto difficili da interpretare. No, niente, devi pagare e basta. Qui in Italia. Mi do da fare per cercare di contenere i costi, diciamo. Si cerca di contenere i consumi. Sì, però sa, in case che hanno abbastanza grandi succede che si lascia acceso. Quindi mi sono attrezzata con lampadine a LED e via dicendo, dopo siamo in 2, quindi. In pochi hanno provato a cambiare gestore per provare a spendere meno, solo il 4,8% per l'energia elettrica e il 4,2% per il gas. Li ho cambiati, è apparente, c'è solo una perdita di tempo e di ammattimento, non si può fare nulla. È facile fare delle buone offerte e dopo 3 mesi cambiarle. Un dato che coinvolge non solo le famiglie ma anche le aziende. Il costo dell'energia è la seconda ragione, dopo la tassazione, che sta facendo letteralmente scappare le nostre imprese all'estero. Ci sono delle macchine che rimangono accese tutta la notte, sì. Purtroppo abbiamo chiesto, provato, ma non si possono spegnere, neanche la domenica. Speriamo che questa situazione migliori un pochino, perché sento ogni giorno, io faccio consulenze e sento ogni giorno che si ripercuote su tutti i settori. Padova, Vicenza poi hanno chiuso a catena, a Bassano ne vediamo ad esempio via Barbieri, facevano la corsa per aprire il negozio e adesso non fanno più la corsa, si sono fermati addirittura.